30 maggio, buongiorno a tutti voi telespettatori, ben ritrovati al nostro consueto quotidiano appuntamento con l'informazione di Focus TG. Lo sapete, siamo in diretta e lo saremo fino alle 13:30 per raccontarvi tutto quello che sta succedendo, è successo nel nostro territorio in Veneto, toccheremo tutte le nostre province, avremo come sempre i nostri collegamenti live dal territorio per gli ultimi aggiornamenti, quindi un'ampia pagina di cronaca ma anche tante notizie legate alla sanità, all'attualità e poi a tutti gli eventi che si sono svolti nel weekend, quindi parleremo di turismo, parleremo di arte, di cultura e anche di sport. Come sempre però iniziamo la nostra edizione quotidiana con la cronaca e purtroppo la prima notizia è una notizia di cronaca nera, una tragedia nella notte a Megliadino San Vidale. Un ragazzo di 27 anni muore schiantandosi contro un muretto, era da poco rimasto orfano dei genitori. Lo schianto all'improvviso nel buio della notte, l'auto che finisce contro un muretto di recinzione, un impatto così violento che non ha lasciato scampo al giovane alla guida. Tragedia nella notte a Megliadino San Vitale. La vittima è Giulio Santi, 27 anni. Ha perso la vita alla guida della sua vettura intorno a mezzanotte e mezzo mentre stava tornando a casa. La Fiat Punto guidata dal giovane per cause da accertare dapprima finita nel fossato che costeggia via Bosco Alto, poi ha sbattuto contro il muro che delimita l'ingresso di un'abitazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco arrivati da Este che hanno messo in sicurezza l'automobile ed estratto il conducente dalle lamiere divelte dell'abitacolo. Nonostante i numerosi tentativi di rianimazione da parte dei sanitari del 118, per Giulio Santi non c'è stato nulla da fare ed è morto per le ferite riportate. All'origine dello schianto forse un colpo di sonno o forse un malore. La procura di Padova potrebbe affidare ad un esperto l'autopsia per chiarire le cause dell'incidente. Sul posto sono intervenute anche le forze dell'ordine per i rilievi. E adesso un altro incidente mortale, questa volta nel Veronese. Un cittadino moldavo di 25 anni, residente in provincia di Verona, è morto dopo essere uscito di strada con la sua automobile a Caprino Veronese. Il giovane, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, all'alba ha perso il controllo della sua Peugeot 308 lungo la strada provinciale che porta a Castermano sul Garda, in provincia di Verona. Il veicolo si è ribaltato più volte nel campo a lato della strada, schiacciando il conducente che ha perso la vita. Noi adesso continuiamo con la cronaca, ci spostiamo nel Trevigiano, parliamo di violenza sessuale di gruppo, è pesante, pesantissima. L'accusa contro 4 ragazzi, a puntare il dito contro di loro una coetanea. Il processo inizierà a novembre, 3 anni dopo l'inizio di una vicenda che si è confermata e vedrebbe 4 ragazzini accusati di violenza sessuale di gruppo. Uno stupro che, secondo il racconto della vittima, 16 anni all'epoca, sarebbe avvenuto in casa di uno dei coetanei dopo che le era stato offerto uno spinello che l'aveva fatta stare male. La ragazzina, che ha denunciato tutto nel giugno 2020, mesi dopo, per la vergogna, ha raccontato di aver accettato l'invito a casa dell'amico, non sapendo che poi nell'abitazione avrebbe trovato altri 3 giovani. Dopo la sua denuncia è scattata l'inchiesta della Procura dei Minori e ora, al termine delle indagini del pubblico ministero, la Procura stessa ha chiesto e ottenuto il rinvio a giudizio dei 4 giovani, che verranno giudicati con rito abbreviato. E adesso rimaniamo nel Trevigiano per parlare dei fatti di Lancinigo con la rissa, appunto, 3 giovanissimi esplosa in stazione. In settimana il sindaco incontrerà i responsabili con i dirigenti scolastici. Non si escludono lavori di pubblica utilità proprio al campus del paese. In settimana avremo un incontro, spero ci siano anche i ragazzi coinvolti, visto che rischiano appunto una denuncia per rissa e come ben sappiamo una denuncia per rissa va dai 6 mesi ai 2 anni, meglio fermare subito questo fenomeno. Quindi la mia disponibilità, la disponibilità dei dirigenti del campus a chiarire e a parlare c'è, insomma.
Un incontro allargato per capire le cause e prendere gli opportuni provvedimenti è quello che il sindaco di Villorba, Francesco Soligo, accanto ai dirigenti scolastici del campus di Lancenigo, intende avere in settimana con i ragazzi responsabili della maxi rissa esplosa in stazione sabato mattina. Calci e pugni preceduti da un appuntamento via social, 12 i ragazzi coinvolti, 9 quelli identificati in poche ore, tutti teenager. È un fatto grave. Spero siano ragazzate, ma secondo me dobbiamo preoccuparci. Sul tavolo nessuna ramanzina, assicura il primo cittadino, piuttosto azioni concrete che però non possono prescindere dal supporto delle famiglie di origine. Magari dare una mano all'interno del campus scolastico, visto magari ci saranno anche dei lavoretti da fare. Tengo a precisare che il punto cardine è proprio la famiglia. Se poi la famiglia per una sospensione scolastica si rivolge al proprio avvocato, vuol dire che non ci siamo, bisogna lavorare anche sulle famiglie. Di un fenomeno dilagante e figlio in parte di un disagio esacerbato dalla pandemia parla il collega di Spresiano. C'è un substrato di ragazzini che probabilmente sono liberi e non vengono controllati da nessuno, che si permettono di fare queste cose, di fatto disonorando il nome dei territori in cui fanno queste scorribande. A me questa cosa qua sta parecchio antipatica. Proprio il comune di Spresiano, accanto a quelli di San Polo, Povegliano e Ponzano, è pronto a lanciare ZAG, zona di attivazione giovanile, un nuovo spazio individuato al piano terra della biblioteca comunale. La mia idea è quella che adesso abbiamo appunto degli educatori, abbiamo delle attività come per dire i DJ set, piuttosto che lo skateboard, piuttosto che il parkour, quindi cose che piacciono ai giovani e che permettono di controllarli anche. E adesso noi andiamo avanti con la nostra scaletta, con altre notizie di cronaca. Rimaniamo però sempre nell'area del Trevigiano, perché lo scorso 20 maggio era riuscito a entrare, approfittando di una finestra semiaperta, all'interno della canonica della parrocchia di Motta di Livenza. Vediamo le immagini. Aveva infatti trafugato un computer portatile e qualche spicciolo per un bottino non elevato. Nelle scorse ore i carabinieri della stazione di Motta di Livenza sono riusciti finalmente a identificare il responsabile del furto. Si tratta di un 43enne di origini veneziane, senza fissa dimora, con a carico precedenti per delitti contro il patrimonio. Per l'uomo è scattata inevitabile una denuncia alla Procura di Treviso. Ripreso dalle telecamere di videosorveglianza presenti in zona, l'uomo è stato riconosciuto dai militari. Noi adesso andiamo avanti, ci spostiamo nel Vicentino, questa volta per un incidente in montagna. Un escursionista ieri pomeriggio è scivolato per una cinquantina di metri mentre percorreva una strada dissestata, insomma un sentiero montano, ed è stato soccorso e trasferito in ospedale. Una brutta caduta per un escursionista ottantenne. La centrale del SUEM di Vicenza ieri pomeriggio ha allertato il soccorso alpino di Arsiero per l'escursionista ruzzolato una cinquantina di metri nel bosco dopo essere scivolato sul sentiero bagnato dalla pioggia. L'ottantenne di Milano, che stava scendendo assieme a una comitiva dalla strada degli Scarubbi, si era fermato sulla strada sterrata sottostante, dove erano sopraggiunte anche 2 ambulanze che gli avevano prestato le prime cure. È stato poi trasportato in ospedale con l'elicottero arrivato da Padova. E sempre nel Vicentino facciamo il bilancio dei controlli nel weekend, controlli interforze che si sono concentrati venerdì, sabato e domenica, volti a contrastare il fenomeno di degrado, di spaccio, di bivacco. Identificate 269 persone. Altro weekend di controlli in città nelle aree segnalate dai cittadini per episodi di spaccio e degrado. Pattugliamenti interforze mirati che si sono concentrati anche in orario notturno tra Campomarzo, Viale Milano, Giardini Salvi, Ponte degli Angeli e in centro, luogo di aggregazione particolarmente frequentato soprattutto nelle giornate di sabato e domenica. L'intensificazione dei servizi ha avuto tra gli obiettivi quello di tenere sotto controllo la presenza talvolta illecita di soggetti con comportamenti molesti che infastidiscono residenti e passanti e arrecano danno ai commercianti, bivaccando sulle panchine a consumare alcolici. Il bilancio dei controlli ha permesso di identificare 269 persone, 51 con precedenti, e ha portato il questore ad emettere 9 decreti di allontanamento in cui gli stranieri irregolari
5 nigeriani, 3 marocchini, ma anche un dominicano, un serbo, 2 tunisini con a carico precedenti dovranno lasciare il territorio entro 7 giorni, emessi anche 10 avvisi orali e 12 fogli di via. E adesso ci prendiamo una piccola pausa pubblicitaria, torniamo con tante altre notizie di cronaca e di attualità a fra poco. Come promesso, dopo un minuto siamo tornati in diretta, vi ricordo che lo saremo fino alle 13:30 in questo lunedì 30 maggio ricco di notizie ma anche di tanti approfondimenti che svilupperemo nel corso di questa edizione di Focus TG. Dobbiamo parlare di sanità, dobbiamo parlare di sport, di turismo, ma anche tanta attualità, tematiche legate al mondo del lavoro e alla crisi anche del settore agricolo, insomma tanti buoni motivi per restare con noi fino all'ultimo, fino alle 13:30. Noi adesso però continuiamo con la pagina di cronaca per parlare di peste suina. Peste suina, cresce l'attività di monitoraggio su tutto il territorio in provincia di Vicenza. La peste suina sta preoccupando, non preoccupa solamente noi, è preoccupazione a livello europeo e a livello nazionale in genere, per cui è stata allertata la Regione Veneto e di conseguenza anche noi che dobbiamo fare un monitoraggio continuo sulle popolazioni di cinghiali, perché è il cinghiale che è il veicolo selvatico che porta in giro questo virus, che una volta eventualmente entrato negli elementi zootecnici, in particolare di maiali, può creare grossi problemi, perché nel giro di 3-6 giorni di quando si contrae l'infezione gli animali vengono a morte, quindi sarebbe un vero disastro per i nostri allevamenti di suini. Cresce l'allerta in tutta Italia dopo i focolai di Piemonte, Liguria e Lazio. Altamente contagiosa e letale, può colpire cinghiali e maiali e rappresenta una minaccia per gli allevamenti. E così in territori come i Colli Iberici, in cui è marcata la presenza di animali selvatici, cresce anche l'attività di monitoraggio da parte della Polizia Provinciale, che ha dedicato una specifica formazione agli agenti in modo da poterla riconoscere e affrontarla, evitando diffusioni nel caso dovesse manifestarsi sul territorio. Facciamo un monitoraggio sul territorio con prelievi su animali morti dove c'è un piccolo sospetto. Per fortuna fino adesso non si è mai stata riscontrata la presenza di peste suina. Comunque siamo tutti allertati e pronti eventualmente a intervenire. E poteva avere conseguenze tragiche il rogo innescato dalle braci non spente di un barbecue nella Bassa Padovana. Lungo intervento dei vigili del fuoco nella notte per appunto spegnere il rogo. Incendio a Pozzonovo nella Bassa Padovana nella notte tra sabato e domenica. Una catasta di legno in un giardino di via Marconi ha preso fuoco. Le fiamme hanno invaso anche la facciata dell'abitazione, gli infissi, il locale box al piano terra, provocando danni da fumo all'interno di tutta l'abitazione. Il proprietario è rimasto intossicato dal fumo ed è stato trasportato all'ospedale di Schiavonia. Tenuto in osservazione per qualche ora, è stato poi dimesso. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco da Este, Abano Terme e Padova, con 2 autopompe, 3 autobotti e 13 operatori. Le fiamme sarebbero scaturite da alcune braci non spente di un barbecue che a causa del vento si sono spinte fino all'abitazione. Le operazioni di spegnimento hanno richiesto molte ore di lavoro. E vendevano online, utilizzando i social, ma non solo, scarpe contraffatte, scarpe di un noto marchio italiano il cui appunto brand era stato alterato e contraffatto. 2 trevigiani sono stati denunciati per ricettazione e contraffazione dalle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Treviso. Nell'arco di poco meno di un anno, utilizzando un account Facebook e un canale Telegram che in pochi mesi hanno registrato numerose iscrizioni e sul quale era possibile ottenere anche un book fotografico delle scarpe offerte, sono riusciti a vendere calzature, solitamente del valore di mercato prossimo ai 500 euro per singolo paio, al più vantaggioso prezzo di 200 euro. Numerosi gli acquirenti tra le province di Treviso, Venezia, Udine, Vicenza, Padova, ma anche Pordenone, Pesaro Urbino e Bari.
tutti sanzionati per incauto acquisto di merce contraffatta. Le sneakers, che riproducevano un marchio tra i più in voga fra i giovanissimi, erano commissionate dagli indagati a fornitori con sede in Cina, che le spedivano a Treviso dopo averle personalizzate in base alle richieste degli acquirenti. Dopo il pagamento, i clienti ricevevano le scarpe direttamente a casa con corriere espresso. Nel corso delle indagini è stata dapprima perquisita l'abitazione dei due indagati, sequestrando merce già pronta per la spedizione e soprattutto i telefoni utilizzati per la gestione online della rete di commercio illegale. Successivamente è stata ricostruita la mappa dei traffici dei due che, per arrotondare i guadagni mensili, avevano messo in piedi un vero e proprio secondo lavoro. Parliamo adesso di inquinamento da PFAS all'Onigo, un incontro per fare il punto della situazione. L'Onigo, inquinamento da FAS e le contromisure fin qui adottate dalla società di distribuzione Acque del Chiampo. A fare il punto sulla situazione è un incontro con l'amministrazione comunale. Per fare fronte all'emergenza dal 2013 all'Onigo sono stati realizzati 35 km di nuove condutture per collegare all'acquedotto 260 famiglie. Un investimento complessivo di 26 milioni di euro. Un passo in avanti per poter fornire acqua pulita dagli inquinanti direttamente dalle sorgenti, senza ricorrere ai filtri a carbone attivo. Ogni anno infatti vengono trattati 3,5 milioni di metri cubi d'acqua per trattenere le molecole inquinanti, ha dichiarato il direttore generale Andrea Chiorboli, una misura indispensabile per fornire acqua con inquinanti al di sotto dei limiti di legge. All'Onigo è stata inoltre estesa la rete per servire un centinaio di famiglie che precedentemente si servivano di pozzi privati. Tra gli interventi più rilevanti, la realizzazione di un nuovo centro idrico a Canove di Arzignano da 7,5 milioni di euro e che entrerà in funzione nel 2024. L'installazione di 25 casette dell'acqua nei territori dei 10 comuni soci e il sistema di osmosi inversa in discarica che ha l'obiettivo di ridurre del 97% la quantità di FAS presenti nel percolato. E non è passato inosservato l'annuncio della vendita della villa dove nel 2007 si consumò il massacro dei coniugi Pellicciardi. Il figlio Daniele spera che qualcuno si faccia avanti nell'acquisto della villa per trasformare quella struttura in un luogo di solidarietà. La mia idea, la mia speranza è quello che qualcuno la prenda e la trasformi e la possa trasformare in qualcosa di bello, insomma, che qualcosa che è un ricordo brutto possa diventare una cosa bella, nel senso, che ne so io, una casa a favore di chi ha bisogno, di persone bisognose, di congregazioni, di associazioni benefiche. Ecco, questa è la mia idea. Trasformare la Villa degli Orrori in qualcosa di diverso, restituendo anima a un luogo privato di ogni umanità. Questo è l'auspicio di Daniele Pellicciardi, appresa la notizia che la famiglia Durante ha messo in vendita l'abitazione dove i suoi genitori, Guido e Lucia, vennero massacrati nella notte tra il 20 e il 21 agosto del 2007. Moglie e marito abitavano nella dépendance e del complesso erano i custodi. Si tratta senza dubbio della pagina più sanguinosa nella storia criminale della Marca. Le belve di Gorgo, così sono stati poi ribattezzati gli autori, erano penetrati nella casa dei Pellicciardi per ottenere le chiavi della villa, visto che i Durante erano in vacanza. Nei loro confronti non fu usata nessuna pietà, una violenza inaudita, sevizie indicibili. Per quei fatti 3 componenti della banda vennero arrestati dopo poche settimane. Uno di loro si suicidò in carcere, mentre un quarto uomo non è mai stato identificato. Chiaro che la notizia della vendita dell'immobile, datato 1967 per 462 metri quadrati, non sia passata inosservata. Definita lussuosa villa datata ancorché in buone condizioni, è ora sul mercato. È un fardello un po' pesante, nel senso che io penso anche chi la compra o conosce la storia di quella casa oppure non la conosce, nel senso che se non la conosce è una casa come un'altra. Se uno ha idea di cosa sia successo dentro su quella dépendance ci fa un pensierino. Insomma, per Pellicciardi è difficile considerarlo un luogo come tanti altri, pur riconoscendo alla proprietà il diritto di venderlo. Da qui appunto l'auspicio che istituzioni, associazioni, privato sociale si facciano avanti anche per preservare la memoria dei genitori vittime della ferocia. Una casa dove poter mettere delle persone che hanno bisogno, delle persone da recuperare in qualsiasi modo, insomma. Appunto cancellare questo ricordo brutto
in una cosa bella, ecco. E apriamo adesso la pagina legata alla sanità, parliamo di medici di base, SOS Medici di Base, un allarme lanciato in Veneto che riguarda tutti i cittadini, anche quelli che non hanno più una casa o una residenza. Siccità sanitaria. In Veneto c'è carenza di medici di base. Solo nell'area dell'Ulsottoberica mancano 108 dottori di famiglia, con migliaia di pazienti rimasti scoperti. Per questo il Consiglio regionale ha approvato una vera e propria rivoluzione: consentire agli specializzandi del primo anno di seguire non più 650 pazienti ma 1000 e poi 1200 il secondo e il terzo anno. Così viene data una risposta ai cittadini, ma non a tutti. Mancano gli ultimi, gli emarginati, i senza tetto. In Veneto mancano sempre più medici di base. È un problema gravissimo su cui i cittadini continuano a scriverci, a dirci che serve un intervento. C'è una responsabilità forte anche da parte della Regione, che negli anni ha programmato troppe poche borse di studio per i medici di medicina generale, ma c'è anche chi il medico di base proprio non ce l'ha, nel senso che non ce l'ha mai avuto, e sono le persone senza fissa dimora. Il problema in questo caso è nazionale. In Italia la possibilità di avere il medico di base è legata alla residenza. Quindi per esempio un imprenditore fallito che viene sfrattato da casa sua e quindi non ha più una residenza si trova improvvisamente non soltanto per strada ma anche senza le cure primarie, senza il medico di base. Nella stagione della crisi economica, energetica, il problema è ancora più forte, più sentito, più urgente, perché aumentano le nuove povertà e chi non ha più una residenza è costretto a rivolgersi al pronto soccorso, un costo sanitario molto alto. Se fosse garantito a tutti il medico di base sarebbe un risparmio. Si risparmierebbero tanti soldi dando il medico di base anche senza fissa dimora, anche a chi non ha una residenza, perché gli accessi in pronto soccorso all'ospedale in generale costano molto di più di assicurare quello che tutti noi abbiamo diritto di avere, e cioè una legge di civiltà che dia a tutti un medico di base. Una legge di civiltà che è giusto discutere e che può essere fatta a livello regionale. Insomma, in Veneto si può risolvere il problema dei senza tetto, che sono anche senza medico di base. Noi abbiamo depositato un progetto di legge in Veneto che vogliamo che sia discusso, perché già l'Emilia Romagna e la Puglia come regioni, siccome il sistema sanitario ovviamente è gestito dalle regioni, l'hanno approvato. Anche il Piemonte sta per approvare questa norma. In questa regione è stata approvata all'unanimità, per cui speriamo che anche in Veneto si possa approvare all'unanimità una legge come questa. Insomma, dopo la pandemia abbiamo imparato quanto sia importante un'assistenza sanitaria diffusa. È un atto di giustizia, è un atto di sicurezza per la salute di tutti. Dare un medico di base a tutti è una legge di civiltà e che deve essere un diritto di tutti, quello di poter essere curato. Abbiamo visto durante la pandemia quanto questo sia davvero un diritto che deve essere assicurato a tutte le persone e a tutti i cittadini. E a proposito di sanità, diamo un'occhiata al report giornaliero che ci fornisce Azienda Zero, report che fotografa l'andamento del contagio in Veneto. Come diciamo sempre, ogni lunedì è un report con dati che devono essere chiaramente calibrati meglio durante la settimana, perché si riferisce alle rilevazioni effettuate durante il weekend, quindi insomma sono dati indicativi ma non diciamo attendibili al 100%. Noi diamo un'occhiata al delta dei casi positivi intercettati nelle ultime 24 ore, fa segnare un 386 nuovi casi di Covid appunto intercettati in Veneto nelle ultime 24 ore. Sappiamo che ultimamente stiamo viaggiando su valori inferiori ai 2000 casi al giorno, in alcuni giorni siamo scesi addirittura anche sotto i 1000, il dato di oggi è appunto 386, i casi attualmente positivi in Veneto sono poco più di 28.430 complessivi. Diamo un'occhiata agli altri numeri che analizziamo giornalmente. Quello che riguarda i casi di ricovero in area non critica, buone notizie, perché si liberano altri 6 posti negli ospedali, quindi meno 6 per quello che riguarda appunto i ricoveri in area non critica, meno 2 per quello che
attiene le terapie intensive, quindi in calo anche le terapie intensive, e fortunatamente non si segnalano casi di decesso nelle ultime 24 ore causa Covid, quindi numeri sicuramente, per quanto, ripeto, non affidabili al 100%, ma numeri indicativi che ci fanno comunque strappare un sorriso e ci permettono di andare adesso in pubblicità, appunto con un po' di serenità in più. Noi rientriamo fra poco perché abbiamo ancora tante altre notizie, dobbiamo continuare a sviluppare la pagina legata alla sanità, poi attualità, turismo, i nostri collegamenti dal territorio per i casi di cronaca più scottante, insomma tutto questo fra poco. Ben ritrovati a Focus TG, siamo in diretta, sono le 12:30, prima della pubblicità abbiamo dato un'occhiata insieme al report di Azienda Zero, report che fotografa l'andamento dei casi di Covid nella nostra regione. Ebbene, è arrivata poco fa un'ANSA in redazione, la leggiamo insieme perché chi insomma riporta quest'ANSA cita le dichiarazioni di Andrea Costa, sottosegretario alla salute. Ebbene, si parla di vaccini. A ottobre dichiara il sottosegretario appunto alla salute Andrea Costa: avremo un vaccino aggiornato e si andrà nella direzione di un unico richiamo annuale. Quindi poi insomma si legge ancora nelle dichiarazioni, nel virgolettato del sottosegretario della salute: quarta, quinta, sesta dose, rischiamo di fare confusione, di veicolare un messaggio sbagliato. Chi fa il vaccino contro l'influenza da 20 anni non è alla 20ª dose, ma è semplicemente una dose, un richiamo annuale che si ripete appunto ogni 365 giorni. Quindi sembra, diciamo, si sembra andare verso la soluzione di un richiamo unico annuale per quello che riguarda i vaccini anti-Covid. Notizia battuta, ripeto, poco fa dall'ANSA. Noi adesso continuiamo a parlare di sanità, ci spostiamo nell'ULSS 8, il Covid, anche qua c'è qualche discrepanza su l'ipotesi di quarta dose. Nell'ULSS 8 appunto le vaccinazioni per i soggetti anziani e fragili continuano, ma molto a rilento, quindi si andrà verso probabilmente due strade: una quarta dose per i soggetti più fragili e il richiamo annuale, come abbiamo appena letto, per, diciamo, la maggior parte dei cittadini. Ma vediamo tutto nel prossimo servizio. La situazione non è tranquilla, è governata. Abbiamo 27 ricoveri di pazienti Covid e 25 di Covid per caso. Dei 27 uno è in terapia intensiva. E sono soggetti anziani con pluripatologie, però ricoverati per patologia da Covid. Nessuno ha rinnovato il percorso vaccinale con la quarta dose e devo dire che stiamo andando molto a rilento, non c'è accesso alla quarta dose. L'Usberica dunque conferma l'andamento di questo periodo, sebbene il livello dei casi di Covid-19 sia drasticamente sceso. L'influenza del virus sui soggetti anziani e fragili resta potenzialmente pericoloso. Sono circa 36.000 i residenti aventi diritto nel territorio dell'ULSS 8. Le somministrazioni sono partite alla fine di aprile nelle strutture residenziali per anziani, ma le vaccinazioni nei centri di Torri di Quartesolo, Arzignano, Noventa e Valdagno procedono molto a rilento. Qui non serviva nessuna prenotazione. Ieri abbiamo effettuato tra terze dosi e prime dosi, con qualche quarta, 27 vaccinazioni, quindi veramente irrisori come numeri. In prospettive, per esempio, l'ipotesi anche che venga somministrato in farmacia?
Allora sì, sono già in corso le somministrazioni in farmacia, esattamente come è stato fatto abbiamo già iniziato da qualche giorno la somministrazione con una grande collaborazione, ma in questo momento non c'è afflusso. In questa fase dell'anno il ritorno alla normalità è sostenuto anche dall'andamento stagionale, ma potrebbe indurre un senso di falsa sicurezza. All'Usberica il pensiero è già rivolto all'autunno. Si pensa sicuramente all'autunno e anche noi come organizzazione stiamo pensando a un richiamo forse un pochino più ampio di quello che in questo momento AIFA ci ha indicato. Sicuramente la tenuta immunitaria è in discesa, quindi sarà necessario prevedere qualcosa per transitare quest'autunno e il prossimo inverno. Dall'ULSS 8 alle difficoltà, ai disagi che si stanno verificando a macchia di leopardo nell'ULSS 7. Ancora firme raccolte dai gazebo sparsi in tutto il territorio contro l'attuale gestione dell'ULSS 7 Pedemontana, quindi firme che raccontano un profondo disagio in merito alla sanità bassanese. Vediamo tutto nel prossimo servizio. Prosegue la raccolta di firme sul declino della sanità bassanese nei molti gazebo distribuiti sul territorio e moltissimi sono i cittadini che hanno avuto esperienze negative e che parlano di disorganizzazione dell'ULSS 7. Ecco alcune delle testimonianze che abbiamo raccolto nelle varie frazioni di Rosà. Mi stanno seguendo per un problema mio di salute e mi sono trovata bene, spero che continuino. Negativo, purtroppo tempi lunghi per attese di tanti esami. Sanità, sono molto deluso, specialmente in questo ultimo periodo qua, che non è giusto che i cittadini siano così penalizzati con le visite, con gli appuntamenti e con tutto il resto. E anche per le prenotazioni delle visite sono molto allungate, sono visite che sono per i privati, è venuta una cosa impossibile, perché adesso ti inducono sempre ad andare a pagamento. E chi che può andare a pagamento, questo favorito è sempre agevolato. E uno che non va, che non può, manca stipendio, manca la possibilità e deve soffrire. Non è ammesso che vanno all'Asiago e trovano i medici qua di Bassano, vanno a Sant'Orso e trovano i medici di Bassano. Proprio dipende da un'organizzazione veramente che fa veramente deludere proprio. Dopo la penalizzazione delle visite, che vanno dopo 6-7 mesi ci sono degli appuntamenti. Questo non è possibile. Insomma, la sanità fa molto male. Bisogna andare di qua, bisogna andare di là, bisogna andare a Asiago, bisogna andare a Sant'Orso per queste cose qua e dopo non è più l'ospedale di una volta che c'era a Bassano, c'era tutto e adesso se devi farti qualcosa devi andare su un altro. Io ho avuto di interventi, ho dovuto andare a Cittadella e è così. Deluso dell'organizzazione? Sì. E proprio la disorganizzazione, i disagi dei cittadini, le migliaia di firme raccolte con queste petizioni appunto dei vari gazebo sparsi nel territorio, le lamentele dei cittadini, i problemi hanno creato una profonda spaccatura nella maggioranza per quello che riguarda la sanità a Bassano, maggioranza chiaramente riferita all'amministrazione cittadina. La lista, pensate, del vice sindaco Marin chiede al sindaco di Bassano, Elena Pavan, di affrontare e risolvere i punti critici dell'ULSS 7. La sanità bassanese, i punti critici dell'ULSS 7, gli esempi di disorganizzazione che ci vengono segnalati continuamente in redazione, ora dividono anche la politica cittadina, o meglio, sembra proprio che si stia creando una frattura all'interno della stessa maggioranza. La lista Impegno per Bassano, di cui è espressione il vice sindaco Marin, esce infatti allo scoperto. La lista mette nero su bianco che i malfunzionamenti del distretto 1 dell'ULSS 7 si moltiplicano ogni giorno e che a pagare il prezzo maggiore sono i cittadini che, affermano gli esponenti di Impegno per Bassano, si vedono puntualmente e inesorabilmente ritardare i servizi sanitari, le visite e gli esami. Inoltre, prosegue la lista, dopo la nomina del nuovo direttore generale Carlo Bramezza, il San Bassiano si è visto svuotato di alcuni reparti,
con gli utenti costretti a spostarsi a Sant'Orso o Asiago. Ecco allora la richiesta fatta in pratica dal vice sindaco e il sindaco Elena Pavan, che è anche presidente della conferenza dei sindaci. Provveda subito a risolvere le criticità, ad affrontare la disorganizzazione per il bene del servizio pubblico e con la Regione e il direttore generale risponda subito ai cittadini amareggiati e delusi. E chiudiamo la pagina relativa alla sanità, almeno per il momento, parlandovi di un pomeriggio informativo a Treviso per una malattia della pelle in costante aumento, ma di cui si parla troppo poco. La loggia è gremita di pazienti affetti da ulcere cutanee e dai loro familiari. Dovrebbe servire a creare a sensibilizzare la popolazione su questa tematica che, come abbiamo visto prima, coinvolge ogni anno 350.000 nuovi malati. Ferite della pelle che non si rimarginano, una malattia di cui si parla poco che invece tende ad isolare molto. Vorrei sottolineare la valenza sociale di questa malattia. Una persona affetta da queste ulcere in fase avanzata è una persona che non può camminare, non può muoversi, spesso ha cattivi odori, quindi si isola dalla società, quindi non è molto conosciuta, ma è davvero molto importante riuscire a prevenirla e curarla, come cerchiamo di fare tutti i giorni. Ecco perché è stato organizzato un pomeriggio informativo alla Loggia dei Cavalieri di Treviso, esperienze di pazienti ma anche di chi si prende cura di loro. Noi trattiamo malattie in fase avanzata che altri centri non sono riusciti a curare, malattie che richiedono a volte anni per la guarigione e direi che riusciamo a prenderle in carico e a curarle in molti casi. Ancora una volta a Treviso quindi si conferma il vertice della sanità non solo veneta ma nazionale, in questo caso per la cura delle ulcere cutanee croniche. Ferite in genere sulle gambe o i piedi che non riescono a guarire da sole per una malattia tutt'altro che da vecchi. Pensi solo ai pazienti che sono paraplegici, quindi che sono sulla sedia a rotelle, che possono sviluppare purtroppo un'insorgenza di una lesione da decubito, oppure a pazienti giovani che hanno un trauma, cadendo magari dalla bicicletta, cadendo in moto e che non riescono, perché magari fanno dei farmaci, perché non vengono curati in maniera adeguata, a guarire, nel miglior modo possibile. Accanto ad una struttura sanitaria però è altrettanto importante che il paziente trovi appoggio in un'associazione. Per questo è stata presentata la sezione trevigiana dedicata ai pazienti affetti da questa malattia. L'associazione, come le varie associazioni di varie malattie, servono soprattutto a creare un contesto, un appoggio a chi cura queste malattie. Sono, come dicevo, un'alleanza tra i medici e i pazienti. Folta la presenza non solo di pazienti ma anche di tanti cittadini che non erano a conoscenza di questa malattia, della quale, bene sottolinearlo, si può guarire definitivamente. Queste patologie si possono assolutamente curare, ovviamente non facciamo i miracoli, però cerchiamo di mettere tutto il nostro cuore, la nostra anima, la nostra scienza, la nostra competenza al servizio dei pazienti per poter far sì che abbiano una risposta migliore e perché no, portare il più possibile queste persone alla guarigione. E noi adesso ci prendiamo una piccola pausa pubblicitaria, rientriamo fra poco con i nostri collegamenti con tante altre notizie. (12:45), ben ritrovati a Focus TG, come vi dicevo tante altre notizie da aggiornarvi, insomma, di cui andare a vedere video e approfondimenti insieme. Noi adesso abbandoniamo per un attimo la pagina di cronaca perché fra poco la riapriremo con un collegamento da Chioggia Sottomarina per, lo ricorderete, il dramma che ha colpito un 52enne imprenditore, era insomma un gestore di uno stabilimento balneare morto a causa di una palma che gli è caduta addosso. Quindi noi saremo sul posto, vi mostreremo le immagini con tutti gli ultimi aggiornamenti sul caso, ma andremo anche a Padova. Insomma, sono tante le notizie di cui vi renderemo conto nei prossimi 45 minuti di diretta, perché vi ricordo che saremo insieme fino alle 13:30. Adesso però, come vi dicevo, chiusa un attimo la pagina di cronaca, apriamo quella dell'attualità, ci spostiamo a Recoaro perché oltre all'assessorato alla gentilezza, a Recoaro Terme nasce anche il giardino della gentilezza. Vediamo insieme.
Recoaro Terme partecipa al progetto nazionale Costruiamo la gentilezza attraverso un assessorato alla gentilezza, appunto, e un giardino riservato a chiunque abbia la cura e l'attenzione di accudirlo. Noi abbiamo pensato che sia una cosa importante oggi, specialmente oggigiorno, nella nostra realtà sociale di tutti i giorni, cercare di, attraverso le parole, costruire qualcosa di importante. Ed è importante ripristinare un dialogo, un confronto con le persone e quei rapporti umani di cui veramente ne abbiamo bisogno tutti quanti. Ecco, può sembrare banale, forse partecipare ad una cosa del genere, ma per noi è importante i rapporti umani. Ecco. Coltivare i rapporti umani, un po' come seminare nel giardino della collettività e cogliere fiori a beneficio di tutti. L'assessore alla gentilezza si impegna a realizzare progetti che in maniera molto pratica parlino di buona educazione, di rispetto degli altri, di prendersi cura degli altri, di prendersi cura e rispettare la cosa pubblica, mettendo al centro i bambini e la loro relazione con le altre generazioni. A Recoaro Terme il nostro primo progetto sarà proprio quello di realizzare un giardino della gentilezza assieme a bambini e ai loro nonni, che vivrà proprio della gentilezza dei passanti. Chiunque passerà potrà piantare un fiore, dare acqua, togliere erbacce, al punto che quel giardino al Parco Fortuna sarà tanto più bello e florido quanto più verrà custodito dai cittadini. E anche l'amore è una forma di gentilezza. E allora parliamo adesso del concorso Ama il tuo quartiere, un concorso che ha visto protagonisti i bambini di alcune scuole di Treviso che hanno così elaborato, visto e disegnato coi propri occhi, in base insomma a come loro vedono il quartiere, hanno disegnato appunto la realtà in cui vivono. La fantasia dei bambini e la capacità, la laboriosità è inesauribile e noi cerchiamo sempre nei limiti delle nostre forze di accontentarli. Bambini fantasiosi ma anche concreti che chiedono di abbattere recinzioni, eliminare cancelli, aprire gli spazi non solo delle loro scuole ma dell'intero quartiere alla vita di comunità. La nona edizione dell'iniziativa Ama il tuo quartiere, promossa dall'associazione Ascoltare per costruire in collaborazione con il comune di Treviso, è anche questo. Il concorso di disegno e scrittura ha prodotto elaborati premiati in questi giorni 500 gli alunni delle scuole primarie coinvolte. Molto importante realizzare questi progetti perché i bambini si sentono cittadini e come tali è giusto dargli una valorizzazione e farli comprendere che le loro proposte hanno poi un seguito e appunto vengono ascoltati. Ritorniamo a vivere il quartiere, il tema di quest'anno. È emerso un quadro molto interessante di quella che è la Treviso Nord, quindi i quartieri di Santabona, San Paolo, Monigo, San Liberale, che passano dalla valorizzazione di aree scolastiche per poi aree verdi piuttosto che le strade pubbliche, aree di gioco, tutti interventi molto interessanti e particolari e ringrazio il comune e l'assessore Zampese che cercherà di portarli avanti. E come vi dicevo, adesso ci colleghiamo con Sottomarina perché insomma ha sconvolto e ha toccato profondamente un'intera comunità il tragico incidente che ha visto vittima un gestore di uno stabilimento, un 52enne morto travolto da una palma. Sul posto per noi c'è il nostro collega Filippo Fois, a cui cediamo subito la linea. Sì, buongiorno Alex, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Ci troviamo per l'appunto a Sottomarina, al di là del verde che vedete alle mie spalle di questo cancello. C'è il mare e lo stabilimento balneare nel quale si è consumata la tragedia domenica mattina. Gianluca Fasolin aveva 52 anni, era un imprenditore piuttosto noto a Jesolo, attivo in diversi rami, che aveva deciso recentemente di investire alcune delle sue attività anche nel ramo degli stabilimenti balneari. Purtroppo col maltempo che c'era stata nelle giornate seguenti, una delle palme che addobbano la chiesa che si trova alle nostre spalle era caduta. Era la mattina presto, attorno alle 6:30 e le 7 di mattina. Fasolini è arrivato qui, secondo le prime ricostruzioni, assieme a 2 addetti dello stabilimento. Hanno imbragato la palma per tirarla su con una gru, vedere se era possibile riposizionarla e a quanto pare, sempre stando
Stando alle informazioni che sono trapelate, la cinghia non ha retto e ha travolto l'imprenditore che ha perso la vita. I soccorsi, doveva alzarsi in volo anche l'elicottero del SUEM di Treviso, purtroppo non si sono mossi perché il colpo è stato fatale a Fasolino. Ora lo vedete alle mie spalle, il cancello dello stabilimento balneare che doveva essere inaugurato prossimamente è chiuso, la scritta recita chiuso per lutto e in effetti è questo lo stato d'animo in questo momento qui a Sottomarina. Alex. Grazie a Filippo Fois, chiaramente tienici aggiornato Filippo qualora ci fossero sviluppi. Noi ti ringraziamo, rientriamo in studio, sono tanti altri collegamenti che vi proporremo nel corso di questa nostra edizione quotidiana di Focus TG, chiaramente compatibilmente con lo sviluppo dei fatti di cronaca di cui vi andremo a raccontare, di cui vi abbiamo già parlato nella prima parte di questo nostro TG. Adesso torniamo nel Trevigiano, continuiamo a parlare di bambini, abbiamo visto bambini protagonisti con il concorso Ama il tuo quartiere, scuole coinvolte, ma questo adesso con l'approssimarsi dell'estate è il periodo dei centri estivi. Ebbene, il Comune di Treviso ha mantenuto invariate le rette e ha innalzato a 7.000 euro il reddito ISEE per la gratuità dei centri estivi, un modo per aiutare le famiglie, per ripartire, per garantire sport ai più piccoli. La scuola sta per finire, quest'anno l'organizzazione dei centri estivi, finito lo stato d'emergenza, sarà più semplice. Cresce l'offerta del Comune di Treviso sia per le attività ricreative che per i camp sportivi, con un incremento degli organizzatori che si sono iscritti all'albo. Siamo già usciti con l'albo enti gestori, hanno aderito in 30, quindi 10 enti gestori nuovi in più. Abbiamo un sacco di proposte, adesso sono usciti tra l'altro ieri anche la parte poi relativa al sostegno alle famiglie con i contributi e quindi io direi insomma che l'estate è già stata avviata. Grazie alla collaborazione con le associazioni l'offerta di attività è ampia e variegata e sono state mantenute le stesse rette di iscrizione dell'anno scorso. Alzata la quota ISEE per la gratuità a 7.000 euro con importi a crescere fino ai 20.000 euro di ISEE. Abbiamo deciso di sostenere le famiglie, oltre ad avere anche allargato la platea perché abbiamo anche portato l'ISEE fino ai 7.000 euro, quindi abbiamo anche ampliato una platea per coloro che quindi avranno diritto al centro estivo completamente gratuito, per cui direi che insomma noi ce l'abbiamo messa tutta per stare al fianco dei bambini e delle famiglie. E adesso cambiamo decisamente argomento, dai bambini passiamo a parlare di alpini, quindi insomma voltiamo pagina. In carica dal 2013 Sebastiano Favero è stato rieletto per un altro triennio con larga maggioranza presidente dell'Associazione Nazionale Alpini. Vediamo. I delegati dell'ANA, l'Associazione Nazionale Alpini, riuniti a Piacenza per l'assemblea annuale, hanno confermato per altri 3 anni Sebastiano Favero alla guida dell'Associazione Nazionale. Favero di Possagno è figlio, fratello e nipote di alpini, sottotenente durante il servizio di leva. Nel 1975 è stato anche comandante di compagnia a Tai di Cadore. Favero è stato rieletto per il 4º triennio con 373 voti su 480 votanti ed è presidente nazionale dell'Associazione Alpini da giugno del 2013. Nel Consiglio nazionale eletto anche il vicentino Enzo Paolo Simonelli. E a proposito di alpini, Asiago è pronta ad accogliere migliaia di penne nere in occasione dell'ormai prossimo raduno Triveneto. Manca un mese e mezzo al raduno del terzo raggruppamento degli alpini in programma ad Asiago dall'8 al 10 luglio prossimi. Attese migliaia di penne nere e simpatizzanti in una città pronta più che mai ad accogliere l'evento. L'altopiano è in festa, accogliamo con grande piacere la prossima adunata, stiamo affrontando anche in maniera molto seria tutti i preparativi e incontri col prefetto per garantire massima sicurezza sia in ambito Covid e ovviamente
sicuramente anche la sicurezza generale della viabilità. Con l'associazione degli alpini appunto gli incontri sono frequenti, sono quasi settimanali e sicuramente sarà una edizione che riporterà tanta gioia e tanta felicità con gli alpini ad Asiago e nell'altopiano. Ricordando che Asiago ha già ospitato un altro grande evento, ovvero la Dunata Nazionale. La Dunata Nazionale ha lasciato nel cuore nel 2006 questa fortissima emozione a tutta la città e siamo pronti per rivivere assieme quelle forti emozioni. Quanta gente vi aspettate? Considerando che si svolgerà in luglio e saranno già presenti nel territorio molte persone, molti turisti, molti ospiti, si pensa i numeri si aggirano intorno ai 30-35 mila persone, quindi numeri importanti che ci metterà alla prova, ma siamo pronti. E il Monte Grappa e la Pedemontana finiscono in vetrina. Il territorio è stato inserito nella nuova prestigiosa guida della Lonely Planet. Dal sacrario di Cima Grappa alle meraviglie del Canova, dai borghi incantati alle malghe, il massiccio del Grappa e la Pedemontana finiscono nella nuova guida dell'editore Lonely Planet, fra i più importanti strumenti turistici del mondo. Il volume è stato presentato a Cison di Valmarino, dove c'era anche il sindaco di Pieve del Grappa, Annalisa Rampin. E all'interno si parla anche del nostro territorio, della nuova riserva della biosfera nel percorso UNESCO del Monte Grappa e di tutti i comuni che la circondano. Una gran bella vetrina per un territorio che ha molto da offrire. È un grande onore essere in una guida prestigiosa come quella di Lonely Planet. Ringrazio chiaramente l'Associazione Colline del Prosecco perché ci ha coinvolto in questo progetto meraviglioso e chi ha scritto la guida che è rimasto incantato anche dal nostro territorio, non ha potuto che inserire il sacrario di Cima Grappa, il territorio del Monte Grappa, tutte le attività che si svolgono nel nostro massiccio, ma anche i nostri territori più belli come Asolo, la Gipsoteca e tutto quello che circonda il Monte Grappa. E restiamo in zona perché siamo chiaramente a parlare di un argomento che riguarda l'altopiano e il Grappa. Parliamo di lupi scatenati e arriva così una provocazione, quella di portare la mandria in alpeggio a Jesolo. Fare la stagione dell'alpeggio in montagna è troppo pericoloso a causa dei lupi? Poco male, porteremo le bestie in malga a Jesolo. E questa è la provocazione che arriva da Egidio Bergamo di Confagricoltura, che in queste ore sta organizzando il trasporto dei suoi animali in altura per la stagione estiva. Peccato che lui, come tanti altri allevatori, sia spaventato da quel che può succedere sui rilievi del Bassanese a causa della presenza di lupi sia in altopiano sia sul massiccio del Grappa. Sentite la sua proposta. Siamo pronti per la stagione monticatoria. Quest'anno invece di portarli in montagna le porteremo a Jesolo perché almeno lì porteremo le nostre vacche al sicuro al pascolo, perché qui i ministri non ci tutelano noi lavoratori e i nostri animali. Una provocazione, certo, ma è anche un grido d'allarme, una richiesta d'aiuto da parte di chi si ritrova a dover gestire la convivenza con i branchi di predatori attivi sulle nostre montagne, senza un aiuto da parte di chi ha la responsabilità di fare scelte importanti. Alla fine anche Egidio salirà con i suoi animali, resta da capire se torneranno tutti a casa oppure se faranno la fine di tanti altri, vacche, asini, pecore e ora anche pony, diventati cibo per i lupi. E noi adesso ci fermiamo per l'ultimo break pubblicitario, rientreremo fra un paio di minuti, dobbiamo ancora collegarci con Padova e poi tante altre notizie, l'attualità, lo sport, il turismo, insomma, a fra poco. E sono da poco passate le 13, questo vuol dire che abbiamo ancora una mezz'oretta da trascorrere in vostra compagnia. Lo facciamo con tanti servizi, anche un po' più leggeri adesso, perché si parla di attualità, di turismo, si parla anche di cultura e di sport. Prima però
un piccolo aggiornamento perché è molto alta oggi da parte degli insegnanti vicentini l'adesione allo sciopero nazionale indetto da 5 sigle sindacali: CGIL, CISL, UIL, SNALS e GILDA. Obiettivo dell'agitazione è sollevare il problema del precariato che, insomma, stando a quello che dicono i sindacati, la legge 36 sulla formazione e stabilizzazione degli insegnanti non avrebbe risolto. Sono 6.000 solo nel Vicentino i docenti precari che non hanno garanzie sul futuro e, insomma, si segnalano un po' da tutte le parti del nostro territorio, quindi da Venezia fino a Verona, passando per tutte le altre province del Veneto, episodi in cui studenti si sono presentati regolarmente a scuola per poi ricevere la comunicazione che non si sarebbero svolte le lezioni. Vi terremo chiaramente aggiornati anche su questo, senza dubbio o nel corso del nostro Focus TG oppure nelle edizioni serali di Rete Veneta con TG Bassano e TG Vicenza per ragguagliarvi su tutti gli aggiornamenti che riguardano anche la tematica dello sciopero degli insegnanti. Noi adesso torniamo a l'ordine, alla scaletta di servizi previsti per questa edizione di Focus. Perché? Perché, insomma, seguiamo un attimino anche il filo della discussione che riguarda l'attualità, che riguarda anche tematiche, come dicevamo, un po' più leggere in questa mezz'ora finale. Allora ci spostiamo adesso ai confini della provincia di Treviso, dove il giardino di rose di un privato appassionato di questo fiore sboccia in questo mese un roseto, pensate, da record, quello realizzato intorno alla sua abitazione. Allora gustiamoci delle immagini molto suggestive che ci arrivano proprio da Meolo, in provincia di Treviso. E nel 2000 ci è stato regalato una rosa e da quella rosa regalata ho comprato la prima, che era la rimosa, e dopo la Cocte, Martin Guillot, e da là ho circa 700 piante, 450 tipi, e ogni anno inserisco piante nuove. Una passione nata quando era ancora ragazzino ma esplosa 22 anni fa, quella di Andrea Meneghel per le rose, e ora il suo giardino è un meraviglioso profluvio di colori e profumi. Uno spazio che nel mese di maggio apre per un paio di domeniche l'anno perché non solo la sua famiglia ma anche i visitatori che arrivano da più o meno lontano possano riempirsi gli occhi di questo spettacolo. Per 2 anni qua con la pandemia meno gente, però ogni anno circa 700-800 persone che vengono a vedere il mio giardino, anche da lontano, dall'Emilia, dalla Toscana, dai Friuli, gente anche che proprio che sa di rose, gente che proprio sa di rose, architetti paesaggisti. Piante che Meneghel ricerca con attenzione, che ordina e aspetta anche mesi se non anni, ognuna con proprie peculiarità. Una magari ama più il sole, una ama più l'ombra, una ha il profumo, una ha 35 petali, l'altra ne ha 45, l'altra ne ha 100, cioè, insomma sono tutte diverse, Tutte hanno la sua bellezza, tutte hanno la sua immagine, non si può descrivere l'emozione che io provo adesso su questo periodo qua a maggio, perché è una cosa fantastica. Una passione che prima coltivava conciliandola con il lavoro, ma a cui ora dedica tutto il tempo, essendo da un paio d'anni in pensione. Quando si fa i lavori bisogna farli, non è perché è domenica si lascia là, non è un sopramobile, bisogna sempre curarla. 365 giorni all'anno bisogna andare via per le rose, non è la lascio là. No, il giardino deve essere sempre in ordine 12 mesi l'anno, ci vuole tanta passione. Continuiamo a parlare di bellezza del territorio, di valorizzazione del territorio. Ci spostiamo a Marostica per raccontarvi di una firma su un protocollo d'intesa appunto per la valorizzazione della cultura e del turismo. Vediamo.
Una Marostica che punta sempre di più al turismo e lo fa anche attraverso il commercio, firmato così un protocollo d'intesa che rafforza la sinergia tra Comune e Confcommercio. Una sinergia che va, a sottolineare un accordo che c'è sempre stato fra la nostra associazione Confcommercio e l'amministrazione comunale, e anche perché andiamo in questo modo ad ampliare in un certo senso quella che è una promozione turistica già importante e propositiva per Marostica. Come diciamo sempre noi, Marostica è una città da vivere, amare e visitare. Un accordo che segna una strada comune verso la promozione del territorio e delle sue attività. Si cercherà di portare più gente possibile, sia da un punto di vista anche dell'economia del territorio, perché chiaramente più gente viene a trovarci a Marostica e più gente abbiamo speranza che poi vadano a spendere i loro soldi nelle nostre botteghe. Turismo e commercio, due grandi protagonisti che uniti rappresentano la più grande forza per la città. Non ci sarebbe la città senza le botteghe e i piccoli comunque esercizi commerciali, e non ci sarebbe il turismo ovviamente senza la città, però i turisti poi necessitano di entrare anche e a conoscere quelle che sono le nostre attività. Il portale appunto EasyV è utilissimo perché sarà una vetrina in più per quella che è la città di Marostica. Noi dentro ci troveremo appunto il nostro territorio, quindi i nostri sentieri, i nostri percorsi, ci troveremo le nostre attività, quindi le nostre botteghe, le nostre attività vere e proprie, e ci troveremo anche i nostri eventi, le nostre manifestazioni. E adesso chiudiamo la pagina, del turismo per ritornare a parlare di tematiche di stretta attualità, perché il rincaro delle materie prime, anche la difficoltà nel reperirle, hanno sicuramente rallentato quello che è il regolare svolgimento dei cantieri pubblici. La situazione resta critica. Ci spostiamo adesso nella Marca trevigiana. Perché? Perché la nuova cittadella della salute fa segnare appunto dei problemi per quello che riguarda l'andamento dei lavori del cantiere. Facciamo il punto nel prossimo servizio. Il problema vero l'abbiamo con le tecnologie, nel senso con risonanze e TAC, cioè le grandi macchine, che anche queste soffrono più il problema non solo dell'aumento di costi, ma soprattutto del ritrovare i cosiddette materie prime, quindi i microchip e queste cose qua. Noi speriamo che entro l'anno comunque di riuscire a portare a casa anche le grandi macchine. Il cantiere per la nuova cittadella della salute procede a pieno regime, ma risente inevitabilmente delle variabili impazzite del mercato. Per questo l'ULSS-2 riaggiorna, seppur di poco, i tempi di inaugurazione del polo sanitario annunciati inizialmente per settembre. Un distinguo però è d'obbligo. Se mettiamo le grandi macchine, credo a fine anno. Se anticipiamo il resto, perché il resto sarà pronto, credo che a ottobre noi potremo tranquillamente inaugurare. Prezzi e materie prime che stanno sparigliando le carte sul tavolo di tutte le amministrazioni pubbliche della Marca. L'ente provincia da mesi lo sta puntualmente segnalando al governo, anche accanto alle categorie economiche. Sappiamo tutti che la bolla dell'aumento dei prezzi è scoppiata nel corso di quest'anno, in parte con oggettivi rincari delle materie prime, in parte con un po' di speculazione. Marcon, da sindaco di Castelfranco, porta l'esempio della sua città. Castelfranco ha intercettato 5 milioni di euro, uno da 3 milioni e mezzo per il restauro della Barchessa degli Strepiti, 950 mila euro per la strada di collegamento tra la casa di riposo e il centro della città, e il terzo per la riqualificazione della piazza di una frazione di Salvatronda nello specifico. Presto si fa a fare i conti anche qui: 5 milioni, se serve il 30% in più, serve 1 milione e mezzo per riuscire a portare a termine questa progettualità e realizzarla. 1 milione e mezzo che il Comune non ha. Nel frattempo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge 50 che all'articolo 26 prevede le modalità per compensare l'aumento dei prezzi dei materiali da costruzione negli appalti pubblici per il 2022 con una somma complessiva di 3 miliardi, una norma che già da più parti viene definita complessa e di difficile applicazione, una situazione fluttuante che non fa dormire sonni tranquilli a imprese e amministrazioni. E l'aumento dei costi sia delle materie prime sia dei generi alimentari, che quello di bollette, quindi acqua, luce e gas, preoccupa e non molto. Interviene sulla questione il primo cittadino di Treviso, che dice: in autunno si rischia una vera e propria crisi sociale.
E noi abbiamo scritto innumerevoli lettere, però gli aiuti che sono arrivati agli enti locali, alle famiglie, sono assolutamente insufficienti. È fondamentale agire tempestivamente perché siamo molto preoccupati per quello che può succedere a settembre. Prevediamo una crisi sociale che rischia di travolgere davvero tutti. Le settimane passano, la guerra in Ucraina prosegue, gli indicatori di una situazione economica sempre più complessa si moltiplicano e con essi la richiesta da parte di forze politiche e civili di provvedimenti drastici e di lungo respiro da parte del governo per cercare di sventare o quantomeno di contenere gli effetti economici e sociali degli aumenti indiscriminati. È un periodo che doveva essere quello del rilancio, invece rischiamo di vedere un rallentamento forte che mette soprattutto in ginocchio per l'ennesima volta le famiglie. Questo noi non possiamo permettercelo e non vogliamo subirlo e quindi chiediamo davvero fortemente al governo di intervenire. Nel frattempo le amministrazioni locali si stanno anche attrezzando con comunità energetiche, però le tempistiche sono quelle che prevedono la progettazione e la realizzazione, quindi ci vorranno degli anni. È fondamentale che il governo intervenga oggi per evitare una crisi sociale dei prossimi mesi. Parla da sindaco di Treviso e da presidente veneto dell'ANCI Conte, senza mascherare le forti preoccupazioni che nutre da amministratore in vista di un inverno in cui si ipotizzano costi energetici alle stelle e risorse razionate e in cui si profila anche l'aggravamento di un problema come quello dell'inquinamento dell'aria. Rischiamo un inverno davvero complicato da un punto di vista economico ma anche da un punto di vista ambientale, perché tutti coloro che non accenderanno le caldaie perché il gas costa troppo ed è evidente, c'è anche una speculazione clamorosa, si scalderanno con strumenti alternativi, con vecchie stufe, con caminetti, con pellet e quindi peggiorerà molto anche la qualità dell'aria. È un tema molto delicato che va affrontato subito perché settembre è troppo tardi. E come sappiamo le difficoltà riguardano anche i costi, gli approvvigionamenti di carburante, ecco perché sono nati per venire incontro alle famiglie dei distributori di metano agevolato. Una delle funzioni della Savno è quella di aiutare il sociale. Abbiamo aiutato nelle bollette i cittadini più deboli con reddito ISEE, quindi siamo disponibili anche perché ce l'abbiamo il metano. Biometano per le famiglie in difficoltà è il nuovo progetto di Savno dedicato a chi ha comprato l'auto a gas naturale per risparmiare ed ora si trova che un pieno costa quasi quanto quello della benzina. L'ennesimo effetto del rincaro dell'energia che sta mettendo in ginocchio molte famiglie anche nella sinistra Piave. Da qui l'idea di Savno di mettere a disposizione i propri distributori attualmente utilizzati per i mezzi aziendali. Un'operazione semplice come ci fa vedere il Presidente che poi sottolinea. Presidente, non è difficile solo far metano con Savno? L'ha visto lei, quindi ci vuole pochissimo. Ecco, quello che sta pensando è di darlo, diciamo così, anche ai cittadini per quanto possibile. Ma è prodotto dalla collettività, è giusto che vada anche a favore della collettività. Il metano non sarà completamente gratis, ma il costo coprirà solamente le spese di produzione del biogas. A voi quanto costa? 45 centesimi? 0,45 centesimi al metro cubo. Beh, insomma, una bella differenza rispetto adesso. Beh, certo, costa quasi 2. In certi posti ho visto 2,196 qui vicino. Il Presidente non nasconde le difficoltà per rendere concreto il progetto, a partire dall'accesso dedicato ai cittadini a Oderzo, come qui a Vittorio Veneto. La strada d'accesso che abbiamo già chiesto al comune perché ce lo dia e dovrebbero decidere fra poco. È un pezzottino, non è che ci sia tanto, devono solo rompere fare un po' di spazio qui nel Parco Dan, ma l'entrata sarebbe facilissima e poi abbiamo bisogno anche delle autorizzazioni ministeriali perché ancora non ci hanno mica dato l'ok per darglielo ai cittadini o alle macchine di trazione, possiamo usare solo quello per i nostri camion. Per questo il progetto Savno è il primo in Italia a sostegno delle famiglie in difficoltà e di conseguenza apre pista per autorizzazioni anche per molte altre partecipate come ad esempio Contarino Etra che dai rifiuti pubblici ricavano biogas. Per i nostri camion, per le macchine aziendali ci sono tutte e anche per quelle dei comuni che vogliono venire a far metano, quello siamo autorizzati a darlo. Stiamo vedendo di allargare il bacino. Senta, quanto metano produce Savno in questo momento? Savno, io sto parlando del gruppo perché facciamo parte del gruppo Sesa Bioman e siamo oltre i 120 milioni di metri cubi di metano, di biometano che vale molto e è molto migliore di quello naturale.
E saranno circa 16.000 euro di spese in più, quelle che si stimano per il 2022 a carico delle imprese agricole padovane. Un duro colpo per un settore messo già in difficoltà, è l'effetto comunque della guerra. Secondo uno studio della CIA di Padova saranno in tanti i produttori, i coltivatori a risentirne. Subito dopo l'invasione da parte della Russia sono scattati per l'agricoltura aumenti a doppia cifra dei costi di produzione, in particolare per carburanti, combustibili, fertilizzanti, sementi, piantine, prodotti fitosanitari e mangimi. Su tutti l'aumento del prezzo dell'energia è il principale fattore scatenante l'inflazione. I comparti più a rischio in questo periodo sono da un lato la zootecnia con l'aumento del costo dei mangimi e dall'altro lato tutto il settore cerealicolo, florovivaistico e orticolo. Fertilizzanti più 170%, mangimi più 90%, gasolio agricolo più 129%. Previsti aumenti dei costi delle sementi e delle piantine pari al 90%. Il settore primario è sempre più strategico, il nostro comparto ha necessità di sopravvivere e di mantenere il presidio del territorio e quindi chiediamo al governo interventi immediati per quanto riguarda da un lato i costi, più 170% dei fertilizzanti e dall'altro lato per garantire il prezzo di vendita finale. Anche i proprietari agricoli che si appoggiano a terzisti per la coltivazione dei loro terreni vedranno aumentare le spese correnti ai massimi storici, in media del 56%. Per l'agricoltura padovana e veneta un anno sempre più difficile e costoso, con l'aggiunta della carenza d'acqua per irrigare e quella dal cielo che scende in modo violento e riesce ad annientare le coltivazioni e i prodotti. Parliamo adesso delle attività in Villa Margherita Inclusiva. Il progetto dell'associazione Veneti Schiacciati dalla Crisi è stato un weekend dedicato al gioco, in particolare ai giochi di ruolo. Grandi e piccoli all'evento Treviso Play, ospitato nelle stanze e nel parco di Villa Manfrin Margherita, diventata inclusiva grazie al progetto dell'associazione Veneti Schiacciati dalla Crisi, guidata da Mirella Tuzzato. Protagonisti della 2 giorni i giochi da tavolo, giochi all'aperto, ma soprattutto giochi di ruolo organizzati dall'associazione Loggia degli Irrealisti. Negli ultimi anni si è riscoperto molto il gioco di ruolo, che è sempre stato un gioco di nicchia. Ultimamente, anche complice un po' la pandemia, perché sono giochi che si possono fare anche tramite Skype o altri mezzi multimediali, c'è stata una ripresa, però nulla è bello, diciamo, come il trovarsi in compagnia, perché oltre che giocare al tavolo si instaurano delle relazioni, delle amicizie ovviamente, con tutto quello che ne consegue. Ma ci sono opportunità di svago e relazioni per tutti, come è nell'obiettivo di Villa Margherita Inclusiva. L'obiettivo è proprio di fare inclusione, come vedete ci sono ragazze, ragazzi, famiglie, bambini. Proprio questa è un'alternativa al solito fine settimana, ecco, un fine settimana diverso giocando, ma un gioco intelligente, un gioco che fa crescere, che fa capire anche chi sei, ma soprattutto possono giocare i ragazzi con le famiglie, con i genitori, possono giocare tutti. La villa e il suo parco, tenuti finalmente in ordine dai volontari di Mirella e dagli operatori di Alternativa Ambiente. Con un lavoro immane, un po' alla volta però ce la facciamo, ce la faremo, però devo ringraziarli perché veramente se vedete anche questo ordine è merito loro e perciò grazie veramente. Di iniziative Villa Margherita ne vedrà molte altre in futuro. Inclusività significa anche far partecipare chi è in difficoltà economica. Noi abbiamo iniziato con l'ipoterapia, poi abbiamo portato gli alpaca ai lama, sempre tutto gratuito. Forse questo è il mio problema, che faccio troppo gratuito e allora qualcuno dà fastidio, perché ormai si paga anche l'aria che si respira, mettere a disposizione tutto gratuitamente, forse qualcuno dice non va bene, ma io continuerò per questa strada. Ed è piaciuta molto la serata di teatro al mercato agroalimentare coperto in zona industriale a Padova, una vera novità che vi raccontiamo nel prossimo servizio. È il primo caso di teatro sperimentale in un mercato coperto. È successo al MAP di Padova, il mercato agroalimentare che da punto di lavoro e commercio quotidiano, operativo fin da prima dell'alba per i commercianti di frutta e verdura, per una sera è diventato spazio libero per il teatro. In scena La lettera di e con Paolo Nani. Ciao Tosi.
spettacolo non succede niente. Parla di un uomo che arriva, si senta, beve qualcosa e scrive una lettera. Finito. Altre poche parole, quindi il protagonista ha iniziato il suo monologo mimico, muto, catalizzando l'attenzione entusiasta dei 200 spettatori. Gli amici del Teatro Top hanno centrato sia il tipo di spettacolo e sicuramente c'è anche una parte relativa al fatto che è la prima volta che in un mercato agroalimentare in Italia si fa una rappresentazione teatrale, quindi siamo soddisfatti, è andato tutto bene, l'abbiamo preparata bene, quindi credo che i meriti vadano soprattutto a tutti i miei collaboratori. Per lo storico mercato ortofrutticolo di Padova, l'obiettivo di queste nuove collaborazioni è di potenziare le relazioni con la città e tentare di rivitalizzare socialmente e culturalmente la zona industriale. Ed è in arrivo, cambiamo di nuovo argomento, il bonus psicologico del governo, una misura post-Covid molto attesa ma della quale per ora beneficeranno in pochi. Il bonus psicologo del governo punta a rimborsare o contribuire alle spese dei cittadini che causa Covid hanno avuto o hanno ancora bisogno di uno specialista. Un bonus molto atteso ma finanziato per ora molto al di sotto delle aspettative. Il bonus è un primo passo, un primo passetto verso questa direzione. Dico primo passetto perché rappresenta un forte impegno delle istituzioni, appunto anche simbolicamente, anche se sicuramente da un punto di vista di risorse investite può essere solo un primo passo. I numeri infatti andranno a coprire circa, per quanto riguarda l'Italia, 16.000-17.000 persone circa e in Veneto quindi ci possiamo aspettare 1.500-1.600 famiglie che potranno ricevere il bonus. Calcolando che il Veneto ha circa 5 milioni di abitanti, come si farà per richiederlo, dottore? Entro pochi giorni sarà disponibile sul sito dell'INPS una pagina dedicata sul sito in cui i cittadini potranno appunto chiedere l'accesso al bonus anche sulla base del loro ISEE, quindi sarà un bonus che sarà riservato a persone con un ISEE sotto i 50.000 euro, ma in realtà con una serie di segmentazioni che andranno ovviamente a prioritizzare e dare un bonus maggiore fino a 600 euro in totale per chi ha un bonus sotto i 15.000 euro. Questo contributo è l'occasione, spiega il presidente Pezzullo, per far conoscere come i servizi pubblici di cura della psiche in Veneto come in Italia siano saturi ma insufficienti. Pensi un po' che noi in Italia abbiamo in media 5 psicologi ogni 100.000 abitanti nel Servizio Sanitario Nazionale rispetto a una media europea che è di 20 ogni 100.000 abitanti, quindi un quarto degli psicologi che ci sono in media in Europa. Non parlo dei paesi del nord Europa che hanno 40 psicologi ogni 100.000 abitanti. Allora abbiamo bisogno di quello che noi definiamo come psicologi un piano Marshall per il benessere psicologico e la salute mentale, ovvero investimenti strutturali che permettano di riscontrare il diritto-dovere di ogni cittadino italiano e veneto di avere un supporto psicologico adeguato, un sostegno che lo accompagni nelle difficoltà e complessità di una fase sociale storica così difficile, così impattante. Parliamo adesso di Cittadella, che è l'unico comune di pianura ad aderire a un progetto di musica per le api. Proteggere l'ambiente, tutelare le api, favorire la biodiversità a suon di musica. Cittadella è l'unico comune non montano coinvolto nel progetto I Viaggi di Alpen Sinfonietta, la musica per le api, che vedrà protagonisti giovani musicisti che si andranno a esibire nell'arco alpino e prealpino per lanciare un messaggio di salvaguardia degli insetti impollinatori per eccellenza a rischio estinzione, un rischio che andrebbe a mettere in pericolo la terra. Formeremo un'orchestra costituita da giovani ragazzi della strategia Usalpe e unico comune in pianura e in provincia di Padova, Cittadella, che saranno i portavoce dei problemi dell'ambiente, soprattutto delle api e della biodiversità. Cittadella crede nell'ambiente e nel turismo sostenibile. Pensiamo che sia arrivato il momento di metterci alla pari con i paesi del nord Europa che hanno già investito in denaro. E proprio Cittadella sarà a fianco di questo progetto inclusivo al 100% di tutela e valorizzazione del nostro pianeta. Ed è tutto pronto, sono tanti i comuni coinvolti per l'edizione 2022 del progetto Ci sto a fare fatica.
16 comuni del comprensorio pronti a raccogliere tantissimi giovani che aderiranno al progetto Ci sto a fare fatica, azioni di cittadinanza attiva. L'iniziativa, giunta alla 7ª edizione, si svolgerà dal 13 giugno al 29 luglio. Interesserà giovani dai 14 ai 19 anni che, come nelle passate edizioni, avranno un compenso di 50 euro alla settimana per lavori utili alla comunità. Quest'anno una delle novità più importanti è la collaborazione di moltissimi sponsor, piccole aziende dei nostri comuni che hanno contribuito a rendere possibile di nuovo per la 7ª volta il Ci sto a fare fatica nei nostri comuni. Abbiamo circa 20 piccole aziende che appunto hanno contribuito adottando una squadra, nel senso che mettono a disposizione risorse economiche che utilizziamo per l'acquisto dei buoni fatica dei ragazzi e dei tutor. Per l'estate 2022 ci sono 1440 posti disponibili, 144 squadre da 10 elementi l'una. Un progetto che, partito da Bassano nel 2016, ha ampliato il suo raggio d'azione raggiungendo anche altre regioni. L'anno scorso abbiamo raggiunto 4 regioni, quest'anno ne raggiungiamo 14 grazie al finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, quindi un grande movimento che ci fa ben pensare che ci siano ragazzi, adulti e comunità che si stanno muovendo per il bene comune di tutta l'Italia. E questa era la situazione nel Bassanese, vediamo come sta andando invece a Carmignano di Brenta. Ben 60 ragazzi carmignanesi dai 14 ai 19 anni sono pronti a partecipare all'iniziativa Ci sto a fare fatica, 3ª edizione. Durante l'estate i giovanissimi, divisi in 6 squadre, per una settimana a turno si occuperanno di svolgere alcuni interventi utili per la comunità, come le opere di manutenzione, riqualificazione e sistemazione di spazi pubblici comunali, diretti da specifici tutor. Un primo approccio verso i beni comuni e il mondo del lavoro. Ecco cosa riceveranno in più, oltre alla bella esperienza. I nostri ragazzi potranno svolgere attività di manutenzione all'interno del nostro territorio durante il periodo estivo e dall'altra parte riceveranno un buono fatica che potranno spendere all'interno delle nostre attività commerciali e anche nelle associazioni sportive. In chiusura diamo spazio allo sport, perché in occasione dell'intitolazione di un campo a Santa Croce siamo riusciti a intercettare, Santa Croce a Bassano, siamo riusciti a intercettare il presidente nazionale della Lega Dilettanti Giancarlo Abete. Un evento che ha unito memoria, riconoscenza, sport e futuro. Giancarlo Abete, presidente nazionale della Lega Dilettanti, e Giuseppe Ruzza, presidente della LND Veneto, hanno voluto essere presenti a Santa Croce per l'intitolazione del campo sportivo ad Antonio Ricchieri, figura storica del calcio veneto e italiano. Una cerimonia per rendere omaggio a lui, alla sua famiglia, alla sua generosità, ma anche a una società come la SD Santa Croce impegnata nella valorizzazione dei giovani. Prima del taglio del nastro c'è stata l'occasione per parlare dell'abolizione del vincolo sportivo. Noi già avemmo alcuni anni or sono un intervento statutario che prevedeva che il limite di età passasse dai 25 ai 24 anni e questa realtà la applicheremo a partire dalla stagione 2022-2023, anche in relazione alla riforma dello sport. Se non ci saranno ulteriori modifiche dovremo avere una proroga abbastanza significativa che in qualche modo dà il tempo per studiare un percorso. Con Giuseppe Ruzza il focus si è spostato sul calcio dilettantistico veneto. Tra i problemi principali il rincaro di costi di bollette, di gestione, il dialogo con le amministrazioni, così come la difficoltà nel reperire sponsor e risorse. Hai fatto un'analisi perfetta, non poteva essere migliore, questi sono i problemi. Se vuoi ci aggiungiamo un attimo il problema della riforma dello sport, cioè il vincolo, il contratto di lavoro sportivo e quant'altro. Qualche società l'abbiamo persa, speriamo di guadagnarne qualcun'altra. Toccanti gli interventi di Cristina e Stefano Ricchieri, così come il post pubblicato da Patrick Pitton, vicepresidente della FIGC Veneto, impegnato in un altro evento istituzionale. E questo era il nostro ultimo servizio per oggi. Non mi resta che ringraziarvi per aver scelto Focus TG per la vostra informazione. Vi do appuntamento a domani alle ore 12 puntuali con un'altra edizione del nostro Focus TG. Grazie e buona giornata a tutti.